Steven Andretta, la tua famiglia è venuta qui, ha avuto dei grandi successi immobiliari. Questo è stato un comparto molto importante per il Canada, no? Sì, sì, è molto importante a me, numero uno, essere veneto. E mio padre è venuto qui al 1950, ha fatto una vita dura i primi 2 o 3 anni, la neve, il freddo, da venire dall'Italia a venire qua, neanche un familiare, era un po' dura e mi ha fatto una vita per noi figli buona. Sì. Però diciamo, Steven, che in effetti il papà è arrivato, però poi la vostra generazione ha dato un impulso a questa impresa edile così importante, ha fatto dei building incredibili, Sì, no? sì, sì, adesso noi siamo uno dei più grandi costruttori qui in Toronto e mi fa orgoglioso essere veneto, essere qui in Toronto e quando che passo per ogni strada qui in Bassa Città io ho costruito quello palazzo lì, quello lì e mi fa onore, sì. Tu sei giovane, quindi sei un esempio di imprenditoria giovane qui a Toronto, in Canada. Che messaggio puoi dare ai giovani, anche magari italiani, che volessero scommettere ancora nel venire in Canada, investire, a lavorare in Canada? Ti dico una roba, qui in Canada adesso è lavoro e se volete venire in Canada potete anche chiamare me che io ti trovo lavoro, è il lavoro qui in Canada, è molto, se c'hai voglia di lavorare è il lavoro e si fa una vita molto bene qua. Maurizio Bevilacqua, tu sei il sindaco di Vancouver, questa cittadina si contraddistingue per un motivo, perché insomma il numero di italiani è davvero alto, è diventata la cittadina più numerosa, no? Sì, infatti quasi il 45% della popolazione è di origine italiana. Vuol dire oltre 100.000 persone, una città all'avanguardia, una città con la crescita economica più alta del Nord America, il tenore di vita è abbastanza elevato e anche un po' l'aspetto imprenditoriale dell'italiano è evidente, la nostra italianità in questa città si manifesta in molte maniere e direi che anche il vostro convegno Veneto fa parte di questo riconoscimento della nostra comunità verso gli italiani e di creare questi ponti per rafforzare il retaggio culturale ma anche economico e politico, perché alla fin dei conti oggi come oggi si vive in un villaggio globale. Il multiculturalismo fa parte del programma politico di questa nazione, una visione che è stata avanzata dall'ex primo ministro Pierre Trudeau. Capì che infatti la nuova realtà nazionale è una realtà pluralistica, con la libertà di esprimersi a livello culturale, politico, economico e l'aspetto democratico del Canada è la più alta espressione democratica di un paese civile, il quale secondo me è un paese che riflette le esigenze delle persone ma anche questo senso di libertà di fare ciò che uno vuole, ovviamente rispettando le proprie leggi. Siamo con Luciano Sacchetta, il vicepresidente della Consulta dei Veneti nel Mondo. Ecco Luciano, tu nel tuo intervento hai sottolineato come sia importante trovarsi in questi incontri per potersi interfacciare, confrontare, perché in effetti le realtà sono diversificate in tutto il mondo, quindi questo è un momento di sintesi per tutti voi. Noi rappresentiamo qui 5 milioni di veneti all'estero, più o meno la stessa quantità di quelli che abitano in Veneto. Questa è l'opportunità che abbiamo una volta all'anno per dibattere le nostre problematiche e metterle a considerazione della Regione per il bilancio che dedica a noi veneti al mondo, soprattutto per aiutare i veneti, diciamo gli emigranti che non hanno avuto la possibilità di svilupparsi all'estero in maniera corretta. Adesso con le nuove prospettive quello che noi pensiamo è che siamo una vera risorsa con i giovani nostri. Dobbiamo pensare che abbiamo delle comunità molto importanti e molto potenti, soprattutto in paesi sviluppati come l'Australia, il Canada, paesi con un futuro fantastico come il Brasile, l'Argentina. Quello che vogliamo fare, quello che pensa la Regione è approfittare questa risorsa che avrà
questi punti di riferimento a futuro con questi nostri giovani per avere grosse possibilità di incolcare e mantenere le radici in questi giovani e, come dicevo, punti di futuro economico, sociale e culturale. Ambasciatore, devo dire che abbiamo trovato un Canada sorprendente. Il Canada è un grande paese, non solo perché è un paese immenso, ma perché ha avuto in questi anni una capacità di mettere insieme il meglio un po' di tutto il mondo. Se cammina per le strade di Toronto è una specie di Nazioni Unite ed è riuscito a farlo credo con una grande intelligenza, con tolleranza, con apertura. Quindi è un esempio. Abbiamo trovato però, come accennava, proprio a Toronto qui anche una grande comunità di veneti, quindi in effetti un'integrazione perfetta in questa nazione dove l'integrazione ormai è una cosa normale, una cosa acquisita. Questo ci ha dato anche grande onore perché abbiamo capito che qui i veneti hanno avuto un grande successo. Gli italiani in genere, i veneti naturalmente, qui come anche a Montreal, come anche in tante altre zone del Canada. Gli italiani sono venuti qui soprattutto negli fine anni 50, inizio anni 60, hanno dovuto, bisogna riconoscerlo, lottare molto, soffrire anche in quel periodo, ma hanno avuto un grandissimo successo. Da alcuni anni i due governi hanno firmato un accordo che si chiama Accordo di Vacanza Lavoro, che è fatto apposta per favorire gli scambi brevi, naturalmente, un anno, per studiare e lavorare. E noi vogliamo spingere molto affinché i canadesi, in particolare i canadesi di origine italiana, possano utilizzare questa possibilità. Ebbene, Fabrizio Nonis insieme all'ambasciatore d'Italia del Canada, Andrea Meloni, dopo aver scoperto una nazione sorprendente come il Canada, dopo aver visitato anche una regione incredibile come l'Ontario, ma soprattutto dopo aver vissuto tutte le cose piacevoli ed incredibili di una città come Toronto, vi dà appuntamento, come sempre, alla prossima puntata. Ciao!